La Via della Croce incrocia le periferie del mondo, le ferite dell'umanità e della Chiesa, il pensiero del Papa tra le luci di migliaia di fiaccole al termine della Via Crucis al Colosseo. Il Vescovo ha presieduto il rito della Via Crucis in cattedrale, rivolgendo un appello alle giovani donne: non sentitevi estranee, la Chiesa ha bisogno dell'unguente delle donne. 500 giovani in cammino dietro la croce in centro a Chiavari. La Via Crucis di Azione Cattolica Ragazzi ha incentivato l'attenzione al prossimo negli ambienti di lavoro. La storia di redenzione che si compie sulla croce si basa sulla solidarietà. La riflessione del Vescovo nel Venerdì Santo: questo mistero d'amore induce ad adorare Gesù crocifisso. 6 mesi dopo la mareggiata, Rapallo riapre a residenti turisti, rimossi gli ultimi yacht incagliati, riaprono anche tutti i locali del lungomare. Questa mattina è inaugurato il tratto del lungomare lato Castello. Buongiorno a tutti, ben arrivati ad una nuova edizione di Tigullio Oggi, che apriamo naturalmente con i riti che hanno caratterizzato la giornata del Venerdì Santo. Oggi è Sabato Santo, una giornata aliturgica in attesa della veglia pasquale. Il silenzio dunque che arriva dopo i riti del Venerdì Santo conclusi con la Via Crucis. Il Papa ha presieduto la celebrazione al Colosseo, scandita dalla meditazione di Suor Eugenia Bonetti, incentrate sul tema Con Cristo e con le donne sulla Via della Croce. Al termine la riflessione di Francesco, un discorso dal sapore di preghiera. La sintesi di Radio Vaticana. La Via della Croce incrocia le periferie del mondo, le ferite dell'umanità e della Chiesa. Papa Francesco lo ricorda tra le luci di migliaia di fiaccole al termine della Via Crucis al Colosseo e pronuncia un discorso che ha il sapore della preghiera. Signore Gesù, afferma, aiutaci a vedere nella tua croce le croci del mondo. Francesco indica la croce delle persone affamate di pane e di amore, quella delle persone sole e abbandonate, perfino dai propri figli e parenti. Altre croci sono quelle delle persone assetate di giustizia e di pace, di quanti non hanno il conforto della fede, degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine. La croce, aggiunge il pontefice, è anche figlia della cultura dello scarto, di un mondo che opprime i più vulnerabili e indifesi. La croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici. La croce dei piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza. Un'altra croce è quella dei figli di Dio che, cercando di vivere secondo la parola del Signore, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro familiari e dai loro coetanei. A questa si aggiunge la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse infrante. C'è infine la croce della nostra casa comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dalla verità e dal potere. Per tutte queste croci del mondo, Francesco invoca l'unica speranza che salva l'uomo. Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della resurrezione e della tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen. Papa Francesco presiederà la solenne veglia pasquale questa sera nella Basilica Vaticana con inizio alle 20:30. La diretta TV sarà su Telepace 2 al canale 85. Domani mattina il Santo Padre presiederà la Santa Messa di Pasqua in Piazza San Pietro a partire dalle ore 10. La celebrazione sarà trasmessa sempre su Telepace 2 al canale 85, mentre alle 12 dal balcone della Loggia Apostolica Papa Francesco presiederà la recita dell'Angelus ed impartirà la benedizione Urbi et Orbi a partire dalle ore 12. La trasmissione in questo caso sarà su Telepace 1 al canale 15. Il Vescovo ha presieduto il rito della Via Crucis a Chiavari. Il percorso, partito dalla Chiesa delle Saline, ha richiamato molti fedeli. In cattedrale il momento conclusivo è la riflessione di Monsignor Tanasini incentrata sul ruolo delle donne nella Chiesa. Il silenzio della notte interrotto da letture, brevi preghiere e qualche canto intonato nelle varie tappe del percorso. Il corteo si snoda dietro al legno della croce che si erge verso il cielo rischiarato dalla luna. Sono molti i fedeli che percorrono la via della croce a Chiavari partendo dalla Chiesa delle Saline per poi fare sosta in piazza Torriglia, dai frati cappuccini di Viale Tappani in Viale Arata e infine nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Qui li accoglie il vescovo Alberto Tanasini che a conclusione della giornata del Venerdì Santo si sofferma
sofferma in particolare su una presenza costante in diverse circostanze della vita terrena di Gesù, quella delle donne. Nel momento del sacrificio sulla croce sono in molti ad allontanarsi, discepoli, amici, qualcuno ha tradito, altri hanno rinegato, ma le donne restano lì, sotto la croce, a testimoniare la compassione, il coraggio della verità, l'accoglienza. Le donne sono capaci di gratuità, spiega il vescovo, non hanno paura ed insegnano a tutti noi a non cercare l'autorità che ha potere, ma chiedono che ci sia l'autorità che è servizio. Maria diventa quindi il modello non solo per le donne ma per tutto il popolo di Dio. Sotto la croce si scopre la ricchezza per la Chiesa della presenza femminile, la parità fraterna. Da qui l'invito di Monsignor Tanasini a non sentirsi secondarie, posizione che nel tempo ha allontanato troppe donne dalla Chiesa. Questa Chiesa che sta soffrendo, ha concluso, ha bisogno dell'unguento delle donne. È un appello che vi faccio da sotto la croce del Signore. Non permettiamo che le nostre donne, le nostre giovani donne, non si sentano estranee alla Chiesa. Molto della trasmissione della fede dipende da loro, quando sanno raccogliere i valori più profondi che plasmano ogni essere umano. La Via Crucis, organizzata dall'Azione Cattolica Ragazza, ha coinvolto circa 500 giovani della diocesi. Nell'intenzione degli organizzatori il desiderio di suscitare nei ragazzi interesse per tutte quelle persone escluse o emarginate che si incontrano nella vita quotidiana. Il vescovo, a conclusione del momento, ha invitato i giovani ad essere portatori di pace contro ogni forma di violenza. Oggi qui, davanti a Gesù, vogliamo dire no al bullismo, alla violenza del bullismo? Lo vogliamo dire insieme? No. No. È un messaggio specifico quello che il vescovo Alberto Tanasini formula ai bambini, ragazzi e giovani radunati nella chiesa di Sant'Antonio a Chiavari al termine della Via Crucis dell'Azione Cattolica. L'invito a sconfiggere ogni forma di violenza, non escludere nessuno, ad essere strumenti di pace nei luoghi che si frequentano, quei luoghi che gli organizzatori del percorso hanno voluto richiamare in un cammino che si è posto in continuità con la Festa della Pace organizzata nei mesi scorsi. I ragazzi sono stati invitati a porre l'attenzione soprattutto ai più poveri, ai reietti, agli emarginati, persone di cui non ci si accorge che tuttavia come noi percorrono le strade del mondo e incrociano i nostri ambienti di vita quotidiana. È un pochino una linea che continua già dalla Festa della Pace, di volerci rivolgere un pochino agli esclusi, a quelli che subiscono una giustizia non giusta, potremmo dire. E abbiamo invece voluto sottolineare che la giustizia di Gesù è quella che guarda alla persona e non all'errore di quella persona. E partendo poi da una citazione che ci eravamo detti tra noi di Don Tonino Bello dei Dropout, abbiamo pensato a chi potessero essere questi dropout, questi esclusi oggi nel 2019, e ci sono venute in mente alcune categorie che oggi sono ritenute escluse, appunto, quindi lo straniero, il povero, il carcerato e comunque queste persone qua. Nei riti del Venerdì Santo anche l'adorazione della croce, il rito in Passione Domini, che è stato presieduto in cattedrale dal vescovo diocesano. Al centro della riflessione la storia di solidarietà che si trova alla base di una storia di redenzione. La storia di redenzione che si compie con la passione e morte in croce di Gesù si basa sulla solidarietà. Il primo spunto di riflessione pronunciato da Monsignor Tanasini durante il rito in Passione Domini presieduto in cattedrale a Chiavari è proprio questo. Nel nostro mondo profondamente individualista, Gesù si fa solidale con noi, non solo assumendo la condizione umana, ma addossandosi le nostre colpe. Un mistero d'amore che nel rito del Venerdì Santo ci porta ad adorarlo sulla croce. Nel racconto della passione dell'Evangelista Giovanni, tuttavia, sono contenuti alcuni elementi sui quali gli altri evangelisti non si sono soffermati, che ci fanno meglio cogliere l'evento. Il primo, ha spiegato il vescovo, riguarda tutta la narrazione. Per Giovanni la croce è innalzamento, non solo perché viene innalzata tra il cielo e la terra. Gesù, in tutto il racconto, prende in mano la sua vicenda e la guida da Signore. Così, nei Getsemani, nel Sinedrio, dinanzi a Pilato, Gesù è Signore della sua morte per essere Signore della vita ripresa, il risorto. Altri particolari, ha spiegato Monsignor Tanasini, riportano l'evento ecclesiale.
La tunica, giocata ai dadi, è tessuta con un solo gesto, senza cuciture, che non va strappata. Così è la Chiesa, ha detto il Vescovo, che deve essere una, non divisa da discussioni, diatribe e conflitti. Il secondo particolare che solo Giovanni racconta è il dialogo con Maria che sta sotto la croce. In questo evento noi siamo chiamati a vedere la Chiesa che si comincia a costituire come comunità. Maria, le altre donne, Giovanni che stanno sotto la croce sono la Chiesa che nasce dalla croce e nasce dal fatto che ognuno si deve prendere cura dell'altro. Il terzo particolare è il colpo di lancia che squarcia il costato dal quale escono sangue ed acqua. Parlandoci della piaga del costato, ha concluso il Vescovo, ci parla della Chiesa mistica, quella che è sacramentale, che nasce dai gesti che Gesù ha compiuto e che ci ha lasciato. I due aspetti, quello visibile e quello invisibile. Questa sera alle 21 Monsignor Alberto Tanesini presiederà la solenne veglia pasquale nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. Domani, domenica di Pasqua, sempre su Telepace 1 al canale 15, trasmetteremo la Santa Messa presieduta dal Vescovo diocesano nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a partire dalle ore 10. Ora vediamo come si stanno preparando le nostre città a questo lungo ponte pasquale che sta portando molti turisti e villeggianti. Si sono conclusi a Sestri Levante gli interventi di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza dell'arenile e delle relative infrastrutture a Renà. La violenta mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi aveva demolito la scogliera di contenimento della piazzetta Belvedere ed eroso fortemente la strada di via Vespucci, unico accesso carabile alla frazione. Si è concluso anche l'intervento di ripascimento stagionale alla foce del torrente Petronio con un apporto all'arenile di Renà di oltre 2500 metri cubi di sabbia con relativa sistemazione e livellamento. Gli interventi sono stati conclusi in tempo per consentire a tutte le attività commerciali della zona di riprendere la propria attività con l'inizio della stagione turistica 2019, ovvero a partire dal periodo pasquale, cui seguono i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. I lavori di messa in sicurezza e difesa della costa e dell'abitato di Renà riprenderanno a settembre prossimo a stagione balneare conclusa. Era Pallo, è tutto pronto per festeggiare la Pasqua. Per la città sono giorni di rinascita dopo la mareggiata di fine ottobre, tolti gli ultimi yacht incagliati e riaprono anche tutti i locali del lungomare. Ha riaperto questa mattina la passeggiata lato Castello, ora il lungomare fruibile. Il tratto recuperato per i pedoni è quello davanti all'intervento concluso sul torrente San Francesco, vale a dire la prima parte del primo lotto. Una buona notizia per rappallesi e turisti che ieri sera hanno già potuto ammirare il golfo senza imbarcazioni spiaggiate per la prima volta dopo 6 mesi dalla mareggiata. Certo, c'è ancora tanto lavoro da fare. Intanto martedì si terrà in comune un nuovo vertice sulla questione dell'attracco dei battelli. Deve essere infatti realizzato un canale d'accesso temporaneo al molo Duca degli Abruzzi, ma servono almeno 3 metri di fondale che ad oggi non ci sono. Dopo le festività pasquali, probabilmente ai primi di maggio, partirà la ricostruzione del molo De Laurentiis, l'approdo pubblico cittadino. Ora la situazione per il Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio non è per niente positiva. Abbiamo avuto un crollo, spiega il presidente Sergio Michelini, soprattutto sulle prenotazioni. In questo periodo, infatti, il traffico dei battelli è concentrato su Santa Margherita Ligure. L'attracco al Duca degli Abruzzi potrebbe essere già possibile ai primi di maggio, martedì sarà l'occasione per cercare conferme. D'altra parte, aggiunge Michelini, tutti gli operatori turistici locali sono in difficoltà, si perdono numerose prenotazioni e non mancano anche in questi giorni i gruppi che disdicono. Tuttavia la città dà segno di voler ripartire, le persone affollano il centro e il lungomare, asfaltato da poco, ha riaperto anche il locale simbolo della devastazione di fine ottobre, il Sapore di Mare, gestito da Ahmed Jasser Ibrahim, ricostruito anche grazie alla raccolta fondi promossa dal Tigullio Non Molla. Negli alberghi, sottolinea infine Aldo Verdin, presidente UGAL, non si arriverà quest'anno ad un boom di presenze. Le prenotazioni hanno avuto un'impennata soltanto in questi ultimissimi giorni. Ripartite, dopo l'attesa riapertura della 227, hanno avuto un blocco per via del meteo. Tanti, conclude infine Verdin, i turisti di passaggio che faranno tappa nel Tigullio.
Martedì 23 aprile alle ore 21 verrà acceso il falò di San Giorgio in piazzetta a Portofino. Le fiaccole saranno portate dai bambini del paese. La cerimonia religiosa avrà inizio alle 18 con la Santa Messa presieduta dal rettore del santuario di Montallegro, Don Gianluca Trovato, nella chiesa del Divo Martino. La penolla che troneggia sul falò, issata ormai da giorni in piazza Martiri dell'Olivetta dallo stesso sindaco Via Cava come ogni anno, dovrà cadere in mare affinché l'anno possa essere propizio per il borgo marinaro. Stiamo vedendo appunto una foto. E a proposito del Tigullio occidentale andiamo sul nostro sito teleradiopace.com, perché in questo periodo di feste viene incrementato anche il servizio di trasporto pubblico. ATP conferma il servizio della linea 82 tra Santa Margherita Ligure e Portofino da domani e sino al 1° maggio. Il bus funzionerà a pieno regime senza alcun taglio o cambiamento d'orario. La media di una partenza ogni quarto d'ora sarà mantenuta e nella giornata del 1° maggio sarà allestita una linea speciale dopo la riapertura della provinciale 227, spiega l'azienda. Le corse sono state prese d'assalto con una media di oltre 5.000 passeggeri alla settimana. Tra le novità ci sarà anche un maggiore incremento dei controlli a bordo. Più controlli anche nelle stazioni ferroviarie in questi giorni di festa e di maggior afflusso turistico. Lo annuncia il compartimento della Polizia Ferroviaria per la Liguria. Ogni giorno sono attivi in media 106 operatori e 50 pattuglie in stazione a bordo treno. Saranno inoltre disposti servizi antiborseggio in abiti civili e la presenza sui convogli notturni a lunga percorrenza. Novità anche sul fronte viario. Autostrade per l'Italia e Salta hanno garantito la sospensione di tutti i cantieri sulle proprie tratte nel corso dei ponti di Pasqua 25 aprile e 1° maggio e nei fine settimana estivi. Il provvedimento fa parte delle nuove procedure operative approvate dal prefetto. Una tregua importante visto l'alto numero di cantieri aperti su tutta la rete autostradale che aveva dato adito a polemiche nei giorni scorsi. Terminati gli interventi alle condutture sotterranee, ha parzialmente riaperto via Damiano Chiesa Chiavari. È stata liberata la corsia di accesso a via Orsi, permettendo così il transito veicolare verso via Gastaldi. Dopo le feste partiranno ulteriori lavori per l'installazione di una vasca di decantazione e altri interventi di pulizia dei condotti lungo via Piacenza. Infine c'è una novità che riguarda Piazza Gagliardo. È stata firmata un'ordinanza che vieta l'accesso e la sosta a ogni categoria di veicoli dalle 10 alle 20 nei giorni prefestivi e festivi dal 16 settembre al 14 giugno. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le ultime notizie e lo sport. Prima pagina di Avvenire, la riflessione sul Venerdì Santo in apertura. Il mondo veda le croci di tutti gli sfruttati, le meditazioni di Suor Bonetti sugli schiavi di oggi e l'invito di Papa Francesco a non chiudere le porte ai migranti per calcoli politici. Poi gli esteri in primo piano, Libia, giù la maschera, l'Italia aumenta l'attenzione sul Mediterraneo ma non è confermato il disimpegno di Sarraj. Tripoli interrompe i soccorsi e usa le motovedette italiane per la guerra con Haftar. All'interno del quotidiano cattolico le altre storie del Venerdì Santo in giro per il mondo. L'Amazzonia grida anche via etere. Nell'anno del sinodo dedicato al polmone del pianeta in Perù, grazie a una rete di radio, la Via Crucis ha riunito 70 comunità di indigeni, al centro la condizione dei nativi mai così tanto minacciati. E poi la situazione dei disperati in Papua Nuova Guinea, coloro che sono arrivati dall'Iran, dal Myanmar e dall'Africa, bloccati ormai da quasi 6 anni su un'isola in mezzo al Pacifico. I vescovi disumano tenere le porte chiuse, ma c'è anche la riflessione dal Niger con padre Mauro Armanino, missionario dell'ASMA, il ricordo ai missionari e ai fedeli rapiti. Ancora il bello dei nativi digitali, l'approfondimento di Avvenire sulla nuova coscienza ambientale nella società ipertecnologica, i nativi digitali che vogliono salvare il pianeta. I giovani cresciuti a tablet e smartphone vivono e condividono il presente virtuale, ma rivelano un reale bisogno di futuro, forse più della generazione figlia della TV. In primo piano ora sul secolo XIX, la politica italiana, l'inchiesta su Siri, un nuovo caso agita il governo, ora Lega e Movimento 5 Stelle parlano di crisi. Il figlio del faccendiere Arata assunto da Giorgetti, i grillini, Salvini chiarisca, la replica è una persona preparata. La Liguria archivia il ricordo della mareggiata, il turismo decolla con le feste di primavera. Questa fotonotizia ci porta a Rapallo, dove sono stati rimossi gli ultimi yacht che erano arenati sulla scogliera davanti al lungomare.
La prima pagina del Levante, lo schianto sul Monte Cornua, morto lo studente uscito di strada mentre rientrava a casa. Alessandro Lalli, 16 anni, si è spento dopo 10 ore di agonia, amava le moto e gestiva un blog seguito da 22.000 iscritti. All'interno del giornale, massicciata e nuovo lido a Renà che ha cambiato volto, la spiaggia dopo il cospicuo ripascimento ha cambiato la sua fisionomia, il terrapieno devastato dal mare è stato sostituito con una parete degradante. E infine in diocesi la Via Crucis dei giovani, in 500 hanno partecipato, dite no al bullismo e all'indifferenza. È mancato Eugenio Cuneo, da tutti chiamato Igino, fratello del nostro amico e collaboratore Bruno Cuneo. Aveva 81 anni ed era ospite della casa di riposo Arcobaleno di Castiglione Chiavarese. Nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino questa mattina è stato celebrato il funerale. Alla moglie Ivana, alla figlia Francesca, ai fratelli Bruno e Aldo le condoglianze da parte di tutta Telepace. Ora la cronaca: minaccia di morte l'ex moglie e il suo compagno dentro un esercizio pubblico. Per questo motivo un 58enne è stato arrestato dai carabinieri di Sestri Levante. L'uomo, che a precedenti era stato sottoposto al divieto di avvicinarsi alla moglie, invece ha inseguito la donna e il compagno sino all'interno del negozio di lei, generando nei due uno stato di ansia e timore. Andiamo ora in redazione per tutti gli altri aggiornamenti. Per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti, una breve di cronaca. 8 giovani sono stati soccorsi dal 118 questa notte a Punta Pedale di Santa Margherita Ligure, nelle vicinanze della discoteca Covo di Nord-Est, all'esterno. 7 giovani sono stati medicati al pronto soccorso di Lavagna, uno è stato trasferito al San Martino di Genova per trauma facciale. Si tratta di minorenni, alcuni sono stati soccorsi perché in stato di ebbrezza, altri a causa di una rissa poi proseguita lungo le strade di Santa Margherita Ligure. L'intervento ha tenuto impegnati i soccorritori e forze dell'ordine per tutta la notte. A te Cristina. Grazie, e ora parliamo di sport. Sono ripresi gli allenamenti al Comunale per la Virtus Entella in vista della partita di martedì con il Piacenza. La gara vale la stagione, i biancocelesti sono chiamati ad una prestazione intensa. Tra le due squadre c'è un solo punto di differenza e 3 gare dalla fine del campionato in Serie C. Ora torniamo alla vittoria contro l'Arezzo. Davanti a più di 2000 spettatori l'Entella batte 2-1 l'Arezzo e si presenta in vantaggio di un punto allo scontro diretto che probabilmente deciderà il campionato di martedì prossimo al Garilli contro il Piacenza. Entella motivata ha approcciato bene la partita, sbloccando il risultato al 26esimo minuto grazie al gol di Simone Iocolano, schierato nuovamente dal mister Boscaglia dopo che nelle ultime partite era stato relegato in panchina. Nella seconda frazione i biancocelesti hanno provato a ragionare e a gestire il gol del vantaggio, ma Arezzo ha trovato il guizzo che ha portato l'1-1. Era il momento forse più difficile della stagione, con il Piacenza che aveva trovato il gol del pareggio a Lucca. L'Entella psicologicamente era a spalle al muro, ma ha trovato il gol pesantissimo della vittoria col numero 4 Francesco Belli, che ha fatto esplodere lo stadio di Via Gastaldi e ha regalato 3 punti di fondamentale importanza all'Entella. La squadra ha avuto una grande reazione, da grande squadra, da quella che non ci sta, e quindi è stata veramente brava a reagire, a procurarsi la palla del 2-1. E l'unica pecca è che poi la partita dobbiamo chiuderla, perché fino alla fine una squadra come l'Arezzo te la può pareggiare. Noi abbiamo fatto 3-4 ripartenze in superiorità numerica in cui abbiamo, secondo me, sbagliato. E quindi l'unica cosa negativa questa, ma la squadra oggi ha fatto una grande partita contro una grandissima squadra. Questo è un bel gruppo, ci sono tanti giocatori che potrebbero fare i titolari in tantissime squadre. Nelle ultime sfide non è ripartito titolare, chiaramente questa sera hai dato una risposta molto importante anche sotto questo profilo. Sì, è il gioco del calcio, questo è... Quando capita di trovarsi in delle rose, in delle squadre, in dei gruppi con tanti giocatori forti, ci può stare riposare, ci può stare una scelta del mister. Il nostro compito, mio, ma come lo è stato anche per altri ragazzi, è quello di farsi trovare pronto poi nel momento in cui si viene chiamati in causa. Oggi era il mio momento, come lo è stato per altri ragazzi nel corso della stagione, ma secondo me è questo che fa la forza di un vero gruppo.
Con lo sport si conclude questa edizione di Tigullio oggi, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 19:15 su Telepace 1, ma vi ricordiamo che potrete seguire tutti gli aggiornamenti delle notizie anche nel corso del pomeriggio sul canale di Telepace News, canale numero 187 e naturalmente sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona Pasqua.